La sesta è la quinta manche del Super Frustino. Coschivé, Francesco Pettinari, Cinzia René Legati, Croupier, Vincenzo Gallo, Camelia, Antonio Di Nardo, Attila, Roberto Vecchione, Brunilde, Alessandro Gocciadoro, Barolo Griff, Filippo Monti, Blackfire Horse, Santuraitala, Hakim Griff, Francesco Facci, Crown Stecca, Davide Di Stefano. Macchina che accelera. Partiti e velocissima Brunilde dall'esterno che sopravanza tutti. Attila prova a mantenere la figura all'interno, lotta serrata, lungo la corda c'è Cinzia che rientra a Croupier, si imbocca la prima curva con Attila che insiste insieme a Brunilde, ma gli rientrano i due all'interno. È venuto uno strappone con Cinzia che ha il comando, insiste Attila tra i cavalli Croupier che li contiene, si è sistemato in corda Brunilde, lo fa ora anche Croupier. E Attila va all'attacco di Cinzia, la quale replica per il momento, cerca di riprendere in mano ora René Legati, ma Attila è richiesto per passare. 28,6 i primi 4 siderali. Di fuori c'è Hakim Griff con in scia Blackfire Horse, poi Crown Stecca. È passato alla fine Attila dopo 500 metri di corsa, ma con spesa davvero importante, ha fatto fatica a passare. 44,4 i primi 600 di corsa. Attila che prova ora a rifiatare, nella sua scia c'è Cinzia, poi Croupier, di fuori Hakim Griff con in scia Blackfire Horse, quindi ancora Crown Stecca con alle sue spalle Cameliast. Alla corda in coda chiudono Coschivé e Barolo Griff. Stoppata drastica, 31,8 questi 400 metri di corsa. Attila è sempre in vantaggio, Hakim Griff al suo esterno che pian piano si avvicina, in corda Cinzia, poi Croupier, chilometro in 1,16,7, altra frazione lenta in 16,3, sempre a guide lente però Attila che non sembra troppo reattivo. Hakim Griff prova sul passo ad avvicinarlo, la mossa in mezzo alla pista da parte di Crown Stecca che scatta in terza ruota quando siamo a 400 dal palo, la retta opposta alle tribune in 14,8. Hakim Griff che lavora sul passo e sopravanza Attila, lo ha già battuto ma Francesco Facci temporeggia, ha in scia l'avversario che è Blackfire Horse, poi c'è Cinzia che cerca un varco così come Brunilde. Crown Stecca in mezzo alla pista, scattano gli altri ma sono indietro, è passato Hakim Griff nei confronti di Blackfire Horse che si infila al suo interno. Hakim Griff in vantaggio su Blackfire Horse, Hakim Griff stacca e viene a vincere su Blackfire Horse, al terzo Cinzia, poi Brunilde, quindi ancora Crown Stecca. 29,3 gli ultimi 401, 15,1 Hakim Griff. Francesco Facci in salchi per i training di Sabina Breccia e Niccolò Venturi, i colori del signor Nathan Abela. Vittoria in percorso esterno scoperto, guidato al meglio da Francesco Facci, questo figlio di Brillantissim che accompagna Attila, lo aveva battuto da tempo ma è passato più tardi possibile per non tirare la volata al rivale che era Blackfire Horse in scia. Vince e porta 10 punti al suo carniere Francesco Facci con Hakim Griff.